nigeriani in carcere nell'indagine della direzione antimafia di Venezia portata a termine dai carabinieri di Vicenza, oltre al sequestro di cocaina e eroina, blitz in varie regioni. Alla storica, davanti al palco delle autorità, ha denunciato il moto ondoso che flagella Venezia. Parla il gondoliere e invita il sindaco a farsi un giro in barca per la laguna. Prosegue a Venezia il dibattito sul contributo d'accesso. Tra le voci contrarie quella di Venezia.com. La città ha bisogno di regolare i flussi, dice il presidente, non di far pagare un biglietto d'ingresso. Incendio nel pomeriggio alla Veneta Acciai di Fossalta di Piave. Si è alzata una colonna di fumo nero visibile anche da San Donà in 90. Nessun ferito. All'indomani dell'incontro con i cittadini in via Piave, il prefetto di Bari ha sottoscritto insieme a 27 sindaci il rinnovo del protocollo d'intesa per il controllo di vicinato. I vetrai di Murano potrebbero salvarsi con l'istituzione della zona logistica semplificata per Venezia e Rodigino, ma dice l'assessore Marcato, manca la firma del ministro. La famiglia Castellitto, grande protagonista alla mostra del cinema. Il giovane Pietro ha presentato Enea in concorso per il Leone d'Oro. Il papà Sergio ha ricevuto il premio Bianchi. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito, in primo piano la cronaca, traffico di droga, maxi operazione della DDA, in carcere 22 nigeriani. Sentite. Sono 22 i cittadini nigeriani raggiunti da un provvedimento restrittivo nell'indagine della direzione antimafia di Venezia portata a termine dai carabinieri di Vicenza. Oltre al sequestro di 430 grammi di cocaina e 1,6 kg di eroina, più denaro contante, circa 50.000 euro. La vasta operazione antidroga è stata condotta da circa 320 militari col supporto di colleghi da altre province, tra Veneto, Lombardia, Toscana, Umbria e Emilia-Romagna. Hanno sgominato la principale organizzazione criminale a Vicenza, composta da uomini e donne tra i 20 e i 40 anni, specializzata nel rifornimento della piazza di eroina e cocaina e che operavano soprattutto nella zona di Campomarzo. L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Vicenza era rimasta un po' indietro nell'attività di indagine che, come è noto, aveva interessato soprattutto Verona e Padova e Venezia. Questa è la prima attività che viene fatta dalla distrettuale a Vicenza, è un'attività di grande rilievo. Nel corso del blitz sono stati arrestati altri 7 stranieri trovati con 700 grammi di eroina e cocaina. Il boss è stato arrestato in un'operazione analoga ed è attualmente in carcere a Zurigo. L'indagine è iniziata nel 2020 con l'arresto di un nigeriano. Nasce dall'acquisizione di 2-3 ovuli di sostanza, contenenti di sostanza stupefacente, in particolare cocaina, da parte dei carabinieri di Vicenza, che hanno notato che all'esterno di questi ovuli vi era una sigla. Allora la contemporaneità della sigla in questi ovuli ha fatto pensare ad una attività che non fosse limitata alla singola cessione, ma che fosse invece il seguito di un'attività organizzata. Ecco, da questo pian piano poi si è partiti. I militari sono riusciti a delineare ogni singola figura dell'organizzazione che si approvvigionava a Padova, Ferrara e Pistoia. Fondamentali le intercettazioni. L'utilizzo dell'intercettazione è assolutamente necessario, ma è necessario per poter poi arrivare al riscontro sul campo. E voi sapete che per telefono comunque si parla per parole non dirette e quindi talvolta è poi necessario provare che quando si parla, nel caso concreto si parlava di pantaloni e pantaloncini in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente, allora certo noi possiamo presumere che si parli di droga, ma l'attività accertativa in concreto deve essere fatta ed è stata fatta. Ve lo avevamo raccontato alla regata storica, si era presentato con la sua gondola e armato di megafono per denunciare davanti al palco delle autorità il moto ondoso che flagella Venezia. Parla ai nostri microfoni il gondoliere Gianpietro Del Puppo. Sentite. Oh! Opla! Grazie Aldo! Grazie! Guardate come ballano le gondole attraccate in riva degli schiavoni con l'aumento del traffico acqueo e della velocità in laguna. Per capire la protesta contro il moto ondoso, manifestata dopo tanti appelli andati a vuoto anche all'ultima regata storica, bisogna partire da questa immagine.
Gianpietro Del Puppo è il gondoliere che dopo la protesta delle Remiere ha affrontato la tribuna delle autorità rivolgendosi direttamente al sindaco Luigi Brugnaro. Io quando sono andato a macchina ho detto: dov'è il paladino della pedonale? Perché? Questo è un articolo fatto dalla Nuova Venezia. Lo sceriffo. Dica allo sceriffo che venga qua, che parta dal Tronchito fino al Lido e venga a vedere a Remi la situazione che si vive. Quello ora si rende conto dei problemi che ha la città. Mestre è Mestre, Venezia è Venezia. Mestre ha i suoi problemi, ok? Venezia ne ha altri. Nell'acceso dibattito sul motondoso, Gianpietro Del Puppo è stato tra coloro che non hanno gradito le affermazioni del sindaco alla televisione nazionale riguardo alle Remiere. Le battutine fatte contro quelli che facevano il motondoso, anche questi ragazzi che vanno in remiera, che vanno a remare, che parlavano anche di barchette a motore, che dicono: sindaco, faccia qualcosa. Comunque lo dico, questi ragazzi chiedono aiuto per una situazione drastica e lui li ha snobbati. Dopo dice Tizio, Caio, Sampronio, le varie associazioni, comitati, scusami, ma perché devi sminuire queste persone che poi chiedo solamente il rispetto per loro, per l'imbarcazione, per lo sport, per andare in giro, rispetto della città. Il pericolo per queste gondole sarà nel momento in cui lasciano la riva. Il danno per le fondamenta di Venezia invece è costante. Io dico, ho 52 anni, ho paura di venire fuori. E quando vai all'altezza là dove c'è la pietà, di Dio, è veramente, ho paura. Non voglio dire che no, ho paura, sarà l'età, sarà quello che vuoi, però ho paura. E a proposito di polemiche in città, prosegue il dibattito sull'arrivo del contributo d'accesso nel 2024. Il contributo d'accesso a Venezia o alla città antica e alle altre isole minori, come viene definita dal Comune, entrerà in vigore nel 2024 per circa 30 giornate. In linea generale durante i ponti primaverili e i fine settimana estivi. Costerà 5 euro a testa per tutte le persone di età superiore ai 14 anni, tranne naturalmente per chi appartiene alle categorie di esclusioni ed esenzioni. Del tema a Venezia si discute da parecchio e non tutti sono favorevoli all'iniziativa, come ad esempio nel caso di Venezia.com. Siamo completamente in disaccordo con il contributo d'accesso e noi volevamo che fosse solamente controllato il numero dei visitatori e difatti abbiamo letto che non sarà assolutamente contingentato il numero dei visitatori, quindi non sarà bloccato il numero dei turisti quando supererà certe soglie critiche. Secondo Matteo Secchi, tra coloro in prima linea contro lo spopolamento di Venezia, non si tratta solo di una questione di flussi turistici, ma anche di preservare l'identità di una città, peraltro con sempre più turisti e meno abitanti. Venezia non è un parco giochi, non è un museo, è una città dove ci vivono degli abitanti e non puoi mettere un biglietto d'ingresso a pagamento, perché poi il turista pretenderà anche certi servizi come quando paga per entrare a Disneyland. La delibera sul contributo d'accesso ha ricevuto il via libera della Giunta e approderà in Consiglio Comunale il 12 settembre dopo i passaggi nelle commissioni competenti. Ma secondo Venezia.com, se il problema è governare i milioni di passaggi annuali di visitatori a Venezia, il provvedimento dovrebbe essere un altro. Il numero dei visitatori a Venezia deve essere bloccato quando supera le soglie critiche del numero, come è avvenuto al concerto di Pink Floyd dell'89, quando c'erano troppe persone a Venezia, senza nessun biglietto d'ingresso. Ed è stato rinnovato questa mattina in prefettura il protocollo per il controllo di vicinato con 27 sindaci della provincia. All'indomani dell'incontro con i cittadini in via Piave, i rappresentanti delle forze dell'ordine, l'assessore comunale alla sicurezza, il prefetto di Bari ha sottoscritto oggi in prefettura insieme a 27 sindaci il rinnovo del protocollo d'intesa per il controllo di vicinato. Suddividere il territorio in determinate aree nelle quali la popolazione condivide un progetto di sicurezza, non sostituendosi alle forze di polizia, perché la prerogativa della sicurezza è esclusiva dello Stato, ma la collaborazione dei cittadini attraverso gli strumenti che questo protocollo individua, credo che sia una collaborazione di efficacia e di vicinanza, di prossimità ai cittadini medesimi. L'obiettivo è quello di rafforzare la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine senza ovviamente sostituirsi ad esse.
L'importante è che il cittadino non rimanga a guardare, non rimanga alla finestra a vedere quello che succede, cosa che purtroppo molto spesso per paura di denunciare e di avere conseguenze molti fanno. Io dico sempre che non si devono sostituire le forze dell'ordine, e questo sia chiaro, però già sapere che ci sono cittadini non distratti, che sono molto attenti a quello che succede, a quello che accade intorno a sé, è già una cosa importante. Io faccio sempre l'esempio di un appartamento, ore 21 d'inverno senti dei colpi provenire dall'appartamento sopra e sai che magari i vicini sono in vacanza. Ti verrà il sospetto che non sono gli operai che stanno lavorando, magari stanno cercando di rompere una cassaforte per portare via ovviamente il contenuto. Quello che è successo molte volte nelle abitazioni, però sapere che ci sono cittadini attenti, non distratti e anche formati e informati da parte delle forze di polizia sono occhi in più. Torniamo alla cronaca, incendio nel pomeriggio in via dell'Industria a Fossalta di Piave, alle Venete Acciai. Si è alzata una colonna di fumo nero, ben visibile anche a San Donato e 90 di Piave. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono giunti i mezzi del Vigili del Fuoco di San Donato e Mestre. L'incendio sarebbe partito dal magazzino dove è rimasto circoscritto, hanno preso fuoco secondo le prime indicazioni delle guaine e altro materiale accatastato, sul posto anche i responsabili dell'ARPAV. E ora qualche istante di pubblicità, noi torniamo tra poco. Eccoci ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Parliamo ora di scuole, perché sono 15 appunto le scuole paritarie dell'infanzia superiori che in Veneto non riapriranno a settembre. Sentite perché. Per nidi e scuole dell'infanzia il ritorno in classe è iniziato in questi giorni, mentre per elementari, medie e superiori la prima campanella suonerà il 13 settembre. In Veneto però ci sono 15 istituti che non riaccoglieranno bambine e bambini perché a giugno hanno annunciato la cessazione definitiva della propria attività. 10 scuole dell'infanzia, una primaria, 2 secondarie inferiori e altrettante superiori. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale sono 9 i plessi chiusi in provincia di Vicenza, 3 in provincia di Venezia, 2 nella Marca Trevigiana e una nel Rodigino, ma il numero potrebbe essere ancora più elevato visto che al report mancano i dati degli ultimi mesi. Nel 2003 erano oltre 1300 le scuole paritarie in Veneto, oggi se ne contano 1000. Perdiamo all'incirca, negli ultimi 10 anni almeno, abbiamo perso minimo 10 con punte di 12-15 scuole l'anno, nel senso che non riaprono, sono minimo 50 60-70 posti di lavoro, quasi tutti femminili, che andiamo a perdere. Un impatto a livello occupazionale significativo, come è significativa la ricaduta sociale che la chiusura di una scuola ha per un territorio. È la vita stessa di quella frazione, è la vita stessa di quell'ambito periferico. Quindi toglierla significa togliere l'ossigeno a quella periferia, a quella frazione, quindi significa farle morire. Per l'anno scolastico al via sono stati oltre 80.000 i bambini tra 0 e 6 anni accolti nelle scuole FISM del Veneto, 3.000 in meno rispetto all'anno scorso. All'origine di questa situazione chiaramente una sempre crescente denatalità. Nel 2022 sono stati 30.000 i nuovi nati in Veneto a fronte dei 50.000 del 2008. Ma sottolinea Cecchini, il calo demografico non è la sola causa delle cicliche chiusure di scuole, perché spiega anche istituti con un'unica sezione possono sopravvivere se sostenuti. Un aiuto economico che deve arrivare dalle istituzioni, laddove le rette delle famiglie pesano per il 55-60% dei costi. E a proposito di rette, l'inflazione e gli aumenti delle bollette hanno costretto gli istituti ad incrementare le tariffe. Abbiamo aumentato tra le 20 e le 40 euro mensili, 160 euro, 200 euro di retta mensile per quanto riguarda le scuole dell'infanzia. Il governo per queste realtà deve fare molto di più, conclude Cecchine, e come FISM stiamo spingendo per misure all'interno della manovra finanziaria. Si sta impegnando molto con il governo e con i ministri per la prossima legge di stabilità, per la prossima finanziaria, per chiedere le risorse che servono per mantenere in vita le scuole. Ve lo stiamo raccontando, grande crisi per i vetrai di Murano che però potrebbero salvarsi con l'istituzione della zona logistica semplificata per Venezia e Rodigino. Sentite. La ZES siamo sempre lì, nel senso che, visto proprio quello a cui faceva cenno lei, cioè questa sequela di crisi, di criticità degli ultimi 3-4 anni, io mi sarei aspettato un po' più di velocità. Manca una semplicissima firma per la governance. Non serve altro, ci sono i soldi, siamo tutti d'accordo, non c'è un rappresentante politico che sia in disaccordo, la vogliono tutti,
è fatto tutto, abbiamo fatto i compiti per casa, li abbiamo mandati, abbiamo mandato le integrazioni che ci hanno richiesto e adesso noi aspettiamo. Ma la firma di chi è? È la firma del ministro e noi stiamo aspettando la firma del ministro, oppure che ci dicano perché non firmano. Noi abbiamo bisogno di quello strumento per dare slancio alla zona di Porto Marghera e quindi di Venezia e del Polesine. Mi sembra che ci siano dei segnali di contrazione di PIL. Non mi sembra il caso di perdere tempo. E ora andiamo alla grande mostra del cinema di Venezia, perché la famiglia Castellitto è stata grande protagonista. Di padre in figlio, Enea è il secondo lavoro dietro la macchina da presa di Pietro Castellitto, giovane e talentuoso regista 31enne già premiato a Venezia in concorso quest'anno per il Leone d'Oro. Pietro ha coinvolto anche papà Sergio in questo suo film e racconta come lui stesso li ha definiti giovani affamati di vita. Sono molto emozionato, molto curioso di quello che accadrà. Io personalmente sono felice del risultato, però insomma un film dopo un po', quando ce l'hai soltanto te dentro, diventa pesante, quindi sono felice questa sera di diluire il peso condividendolo con tutti. Il suo rapporto con Venezia? Bello, io devo tutto a Venezia, mi ha battezzato come attore e come regista, dalla profezia dell'armadillo a Freaks Out, Predatori, e quindi Venezia mi porta fortuna. Non so quanto io porti fortuna a Venezia, perché con i Predatori c'era il Covid e con Enea c'è lo sciopero. Faccio tantissimi auguri alla Mostra di Venezia per i suoi 80 anni e a 80 anni oggi sei giovane, quindi c'è ancora tutta la vita davanti Venezia. Il papà di Pietro, Sergio, questa mattina nella sala Mosaici del Casinò ha ricevuto il premio Bianchi dalle mani di Laura Del Corri, presidente del sindacato dei giornalisti cinematografici italiani. A tributare l'applauso al grande maestro di cinema anche il presidente della Biennale Cicutto e il direttore della mostra Barbera. I premi te li devi meritare un anno dopo che te l'hanno dati. Rimaniamo alla mostra del cinema, perché il regista Sollima ci racconta tutti i segreti del suo film Adagio con Pierfrancesco Favino e Tony Servillo. Venezia per me Adagio è già di per sé, e lo dicevamo prima, un regalo. Per me è, finalmente sono tornato a casa. Avere il privilegio di presentare questo film, che è un atto d'amore, nel festival più importante del pianeta, che è il nostro festival e che quindi per me è casa, è un doppio regalo. Il film, e che rimanga un segreto, è nato per un atto di egoismo, perché dopo aver lavorato all'estero per tantissimi anni volevo ritornare a Roma e girare la mia città. Ovviamente l'ho raccontata come ho fatto già altre volte, infatti è diventato Adagio una sorta di chiusura di una ipotetica trilogia sulla Roma criminale. Però la verità è che io l'ho fatto per me, perché volevo tornare a casa, volevo tornare a raccontare la mia città. Noi facciamo un bel cinema, trovo che il nostro cinema sia assolutamente all'altezza delle altre cinematografie internazionali. Con Pierfrancesco io ho fatto già, questo è il terzo film che faccio con lui, quindi è un amico oltre che un grandissimo attore. È stata una bellissima esperienza, soprattutto perché tutti loro hanno fatto una sorta di passo indietro rispetto a se stessi come attori, favorendo i personaggi. Un saluto a voi telespettatori di Antena 3. E con la mostra del cinema di Venezia chiudiamo il nostro telegiornale, vi lasciamo ora le previsioni del meteo, grazie per averci seguito, una buona serata qui su Antena 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Anticiclone ancora ben saldo sull'Italia, dunque bel tempo e clima mite sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 7 settembre.
Sul Veneto la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque, come vediamo dalla grafica. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi, piogge assenti. Temperature stazionarie minime sui 13-20 gradi, massime comprese tra 27 e 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo sereno. Al mattino tuttavia nel fondovalle tarvisiano sarà possibile qualche nebbia o nube bassa. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà piuttosto soleggiato con cielo spesso sereno. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.